Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone veneziano, oggi siamo su F1 2012. Allora ragazzi, è un progettino con il buon Van Helgen, con il grande Joe, di fare un campionato mondiale in multiplayer, un video sul mio canale, un video sul suo, e di fare tutte le 20 gare del campionato mondiale di Formula 1 con soldonici della squadra. Io sono per la Ferrari, so che il buon Joe non ama tanto la Ferrari, quindi vediamo. Comunque chiaramente possiamo stare solo nella stessa scuderia. E vediamo, mi devo molto ambientare a sto gioco ragazzi, perché è un po' più duro rispetto al 2011. Comunque dai, basta cazzeggiare e scegliamo un attimo. Allora, gara rapida, facciamo una cosa, vabbè, Ferrari, cioè. Solo Ferrari, solo gara, 3 giri, facciamo un gameplay di prova. Dinamico, speriamo di non beccare la pioggia, perché con la pioggia non mi deve una cappella. Andiamo. Melbourne. E vai di Melbourne. Soste 1, gare completate 2, punti 33, tempo trascorso in pista 50 minuti, posizione finale media secondo, velocità massima raggiunta 306.53 chilometri orari. Ecco. Vabbè ragazzi, vi siete beccati il pioggione australiano. Che sfiga però, vaffanculo. Vabbè, insomma, devo fare soprattutto delle prove a livello di fraps, perché devo spiegare anche una cosa abbastanza scandalosa. Vai Fernandone, vai, si spengono le luci, è partito! Non vedo una mazza. Occhio, mamma mia. Avvertimento, blocco elettrico, ma che cazzo? Vedo che la grafica è mostruosa. Ormai sono finito sta gara, vi devo spiegare una cosa incredibile. Che praticamente stavo piangendo con Edward. Dai, spieghiamo dopo. Ecco la pioggia, sono una pipa ragazzi. Ma guarda che piova! Neanche farla apposta, non vedo un cazzo! Non vedo una cappella. Mamma mia, guarda che roba! Siamo a difficoltà professionista comunque, è la penultima. Ho paura che non si senta un cazzo con sto rombo. La difficoltà è professionista comunque, lo ricordo. Che difficoltà leggenda, purtroppo io sono veneziano, ho le gondole, quindi non sono abituato ad andare in macchina. Buono, 1 minuto e 52. Diluvio australiano, mi conviene parlare mentre freno, perché sennò non si sente un cazzo. Devo abituarmi alla grande con la pioggia. Che pippa che sono. Che pippa comendiana. Purtroppo faccio fatica a parlare e allo stesso tempo a giocare.
Occhio, mamma mia. Dai, il motore Ferrari, cazzo. Il DRS è disattivato perché stiamo usando pneumatici da bagnato. Mai visto a Melbourne una pioggia così. Giro record, beh. Cazzo, sono senza... No! Puttana merda, poi. Riesco di non arrivare a fine... Che pippone. A parte che non so se in 3 giri, cioè, ci sia l'usura del carburante, teoricamente. Ho cambiato la benzina e guarda già Button che mi sta pigliando, porca troia. Vabbè raga, ho fatto un gameplay di prova e solo voglio capire con Fraps come va, anzi. Adesso teniamo la gara e sciacquoliamo un attimo. Buono. Sì, buono insomma. Mi sto ancora abituando con la pioggia che veramente non... Dai, muoviti. Allora raga, voglio raccontare una piccola cosa. Intanto vabbè, adesso... Ben fatto, hai conquistato 12 punti. Grazie amore. Ho bisogno adesso di sapere se con Fraps vedete il video bene, senza cali di frame rate, roba che sapete che io sono maniaco, il comandone maniaco. Adesso vi racconto una piccola cosa che mi è successa. Allora, cazzo, installo Formula 1, pim pum pam, mi sento con Edward per cominciare la carriera, per cominciare il campionato in 2, cominciare a capire un attimo come funziona la modalità e tutto, e vedo che, cioè, tutto a cannone, come il mio solito, faccio 12 fps. Allora, ho capito che adesso anche il mio PC comincia ad avere 2 anni, però i7, 930, 2.8 GHz, GTX 480, che è ancora considerata scheda grafica di fascia extreme, 6 GB di RAM, cioè non ho proprio un computer da barboni, anzi tutti i giochi vanno perfetti, tutti super a cannone in Full HD e a 12 fps, addirittura con dettagli medi, senza anti-aliasing, 22 fps. Ho detto ragazzi, il mio computer sta crepando, cioè è finita, stavo già cominciando a organizzare i funerali, vado un po' in giro su internet e vedo una roba un po' strana. Non dico cosa, vado. Allora, come sapete, voi più esperti di me di computer, l'anti-aliasing era... cioè l'anti-aliasing praticamente in questo gioco c'è 2x, 4x, 8x, poi c'è 8x quelli più pompati e 16x normali e 16x più pompati. Mi pare sia così ragazzi, cioè so che non è proprio un gergo da nerd o da PCisti, però è da poco che sono nell'ambito PC e non mi leffo ancora bene sulle varie cose. Comunque c'è 8x MMA, MSA, non mi ricordo, e 8x qualcosa che è quello più potente. Allora, tutto a cannone, 2x, no, anzi facciamo, diciamo così, dettagli medi e 2x MSA, adesso non mi ricordo, facevo 22 fps. La stessa cosa, ma al posto di 2x 8x, che come sapete 8x è più pesante di 2MA, facevo 20 fps in più. Ho messo tutto a cannonissima come al solito, con 8x al posto di 2 per MSA e mi va meglio. Cioè 20 fps in più, per carità, magari dico una stronzata, però 2 per di anti-aliasing è più basso, cazzo, di 8x. Insomma, aumentando i dettagli grafici ho aumentato di 20 fps. Adesso per fortuna sono sui 30 stabile. Niente raga, dopo questo racconto entusiasmante, che probabilmente siete, secondo me, siete già emozionati e quasi vi mettete a piangere nell'aver sentito questa storia indimenticabile del Comenda, che in confronto a Shakespeare mi fa una pippa, un saluto dal Comendone e ricordo che tra poco inizia il mondiale multiplayer di Comendone veneziano e di John Elgen. Ragazzi, alla prossima, ciao! Anti-aliasing, vaffanculo!